Allora, presente, ma alla Mostra di Venezia c'è anche tanta storia. Qui abbiamo Giampiero Brunetta che ha, cioè guarda che tomi proprio, due volumi, uno è in inglese, giusto? Uno è la traduzione in inglese. Allora, Giampiero, partiamo dall'inizio. Da dove inizia questo libro? Anzi, possiamo dire che hai scavato nella storia di un pezzo di cultura degli ultimi 100 anni, perché sono i 90 anni Della della mostra, mostra. 90 anni, Che poi in realtà, esatto, c'è questo... C'è poi l'edizione del 79, ma 9, la però mostra la c'è da mostra ha 90. 90 anni, Ecco, si spieghiamo celebra. innanzitutto perché questa cosa. Sì, perché la mostra nasce nel 32, ma all'inizio è biennale, fa parte della biennale, Certo. quindi si perde un anno tra la prima e la seconda edizione. Poi tra il 40 e il 42 ci sono 3 edizioni di guerra che vengono cancellate dalla memoria, Ah, ok, quindi non vengono non messe nel vengono computo. computate. Poi nel 46 la prima edizione della Rinascita a sua volta non viene computata perché ci sono dei problemi con Cannes, non si vuole che abbia lo stesso nome. E poi ci sono le edizioni degli anni 70. Un paio vengono a mancare e quindi la somma di Certo, questo fa 79 invece che 90, però sì, l'anno prossimo sarà 80, sì, comunque, l'anno prossimo comunque 80, perché si sì, sì. conta poi ufficialmente dalla prima. Sì. Senti, com'è stato fare questo viaggio a ritroso? Quante cose hai... Beh, Che poi è un è viaggio sta- affascinante perché in realtà attraversa tutta la storia del cinema, c'è dentro tutto, sì, dentro ci sono da proprio Paul Newman a... tante storie, ho cercato di mettere insieme dalla storia del cinema, seguendone le dinamiche, perché uno dei punti di forza del Festival di Venezia è quello di non solo essere stato il primo di tutti i festival e quindi di aver costituito un modello assoluto, ma di aver seguito il cinema nelle sue trasformazioni. Nasce che appena nata siamo entrati nell'era del sonoro, poi da subito, molto presto, già avverte il colore a fine anni 30 e ci sono i primi tentativi di spettacolo in 3D, vengono Allora, mostrati a pensa un po'. Venezia nel 38 e poi nei primi anni 50 c'è il CinemaScope e così via fino a giungere alla realtà virtuale, al fatto che la mostra per prima tra tutti i festival apra alle piattaforme, Certo. non solo ne riconosca Sì, l'importanza, la ma anche... rilevanza, ma anche li premi, anche si apre a cosa che invece non avviene Sì, in altri Cannes festival. per esempio è sempre Cannes stata molto scettica, no? Dopo... e ha delle pressioni perché questo non avvenga. Eh sì, perché poi la Francia su quello è sempre Sì, stata particolarmente attenta. di difesa degli interessi dei distributori, dei già esercenti, che sono interessi Sì. giustificati, ma purtroppo il cinema evolve, ha delle dinamiche e allora da questo punto di vista Venezia Sempre è stato un più... po' in anticipo Sì, rispetto a è tutti gli nei altri. tempi, e prevede il futuro. Certo. Per esempio, semplicemente aver ideato una decina d'anni fa il Biennale College dà alla mostra del cinema una Sì, nuova, uno sguardo un'apertura di partecipazione, di intercettazione di nuovi talenti giovanissimi allo stato Sì. nascente che la mostra aiuta a produrre, Sì, a lanciare poi a di fatto. lanciare. Ma qual è il tuo periodo preferito? Il mio è quello in cui mi sono formato. Io ho vissuto al Lido dai Quindi 3 anni fino ai 24 anni e quindi verso dai 16 anni, ma soprattutto ai 18 anni in poi, come è successo a molti ragazzi del Lido della fine degli anni 50, primi anni 60, sono stato cioè, li preso hai dalla visti lì? febbre di vedere tutto. Allora si poteva vedere tutto. E quindi agli anni dal 61, 62 agli anni 70, Quindi io ho anche visto tutto. quando venne Paul Newman a presentare Adil Selvaggio, il Sì, 63, 70, sì, fantastico. ma Vabbè, Orson Welles, i grandi tutti. maestri li ho visti
Buster Keaton, Chaplin, John Ford, Dreyer, Bresson. Cioè proprio oltre il mito proprio, no? Cioè l'emozione era quando tutta la sala facevano queste conferenze stampa e la sala si alzava e tributava applausi per 10 minuti, c'era da parte di Chiarini, che è stato il direttore con maggiori aperture, più coraggioso, che ha avuto anche visionario, e voleva la difesa dell'artisticità del cinema contro tutti, le ragioni del glamour gli apparivano meno interessanti, ciò nonostante, insomma, in quegli anni si vedevano attori e attrici straordinari e appunto tutto il giovane cinema italiano è passato per di qua, e appunto ieri è stata premiata Catherine Deneuve, che era l'attrice principale di Belle de Jour, film scandalo, ma che coronava la figura di Buñuel, che era stato già presente tante volte a Venezia, ma ovviamente visto con atteggiamenti diversi, non sempre favorevoli. Sì. Tra l'altro venne 2 anni fa Sandra Milo qui all'Hot Corner e raccontò di quando portò il film di Pietrangeli, Ado e le sue compagne, che poi era lì per vincere. La ministra Tina Anselmi, che fa una gaffe clamorosa, insomma, e dice: beh, sono brave queste attrici, sono così simili alle vere prostitute che ho conosciuto. Pazzesco. Sì. Ma tu che hai visto proprio gli anni del mito, che effetto ti fa vedere oggi? Sei un passatista o comunque no? Io ritrovo adesso, per esempio, in questi ultimi anni sono stato in Sala Grande, ma per decenni della mia vita ero un frequentatore dell'Arena o dei culturali, quindi la Sala Grande non la conoscevo, non ho mai visto materialmente una premiazione finale, mentre ritrovare questa atmosfera di amore per il cinema, di pubblico che tutto insieme si emoziona. Sì, certo. Con la famosa collettività di nuovo. Sì, di nuovo, questo è una cosa che ti fa un grandissimo piacere e ti dà speranze per il futuro. Quindi sei ottimista tu, visto che ogni anno c'è il grande dilemma. Ma che senso hanno le piattaforme? Che senso ha fare queste cose, esatto, eccetera. E invece credo che proprio anche in futuro, con tutte le evoluzioni, tutte le crisi che ci saranno, inevitabilmente, perché poi non è finita qua. Della sala, il Covid ha aperto proprio ulteriori cose impreviste. Sì, che forse sarebbero arrivate tra 10-15 anni. Comunque magari, forse sarebbero arrivate, ma io credo comunque che ci saranno dei luoghi che manterranno questo senso di spettacolo collettivo, di sacralità laica, di aura. Il Lido secondo me, salvo una decina d'anni negli anni 70, non l'ha mai persa. Non l'ha mai persa. Basta, appunto, è uno spazio piccolissimo. Sì, perché alla fine sono poche migliaia di metri quadri, eppure quando sei dentro, in qualsiasi sala tua, hai l'impressione, almeno io l'ho sempre avuta, di essere al centro del mondo cinematografico. È vero. E finché resisterà quella sensazione sarà viva la Mostra di Venezia. Allora continuiamo a leggerci, io sono arrivato a metà. Giampiero Brunetta, grazie mille per essere stato all'Hot Corner. Altri 90 adesso, no? Grazie, ci rivediamo al libro di 180. Ciao. Giampiero Brunetta, grazie. Grazie.